un'orchestra di Stato. A seconda dei brani fa una certa impressione, vero? Qui eravamo in 6, numero medio. Di solito siamo in 8. A volte con gli esterni arriviamo a 10, siamo stati anche in 12. Un effetto grandioso. E assicuro un effetto grandioso. 12 contrabbassi. 12 contrabbassi, se vogliono, non intendono un'orchestra intera, già dal punto di vista puramente fisico. Gli altri possono fare fagotto, ma senza di noi non c'è niente da fare, può chiederlo a chiunque. Qualsiasi musicista le comprenderà che un'orchestra può fare anche a meno del direttore, ma mai del contrabbasso. Per secoli ce la siamo cavata da soli, del resto nella storia della musica il direttore è un'invenzione recente, XIX secolo, e anch'io ne posso confermare che persino noi dell'orchestra di Stato talvolta rispetto al direttore facciamo di testa nostra, oppure lo ignoriamo. Ignoriamo il direttore senza che lui se ne accorga. Lo lasciamo spanchettare lì davanti come vuole e noi ci impegniamo a modo nostro. Mai con il direttore Stato. Ma con il direttore straordinario sempre. Sono guardiani segreti che non si possono raccontare. Si può dire che un'orchestra, siamo alla definizione, comincia a esistere quando c'è il contrabbasso. Ci sono orchestre che sono senza primo violino, senza fiati, senza trombe, senza timpani, senza niente, ma mai senza il contrabbasso. Quello che voglio stabilire è che il contrabbasso è l'elemento più importante dell'orchestra, che se non sembra, ma rappresenta la sua struttura fondamentale, l'unica sulla quale si può fondare l'intera orchestra, direttore compreso. Dunque il basso è la base su cui si erge questo splendido edificio in tutto il suo insieme. Se toglie il contrabbasso insorge immediatamente una confusione linguistica di tipo babilonese, una sorta all'interno della quale nessuno sa più perché fa musica. Per esempio, provi a pensare a una cosa, no? Il soprano, per esempio. Il soprano, prendiamo l'opera, il soprano, come sa, ora all'opera abbiamo un giovane soprano, mezzo soprano. Ho sentito un migliaio di voci, ma questa è veramente straordinaria. Mi sento toccato fin dal profondo da questa donna, piuttosto giovane, sono 20 anni, è meravigliosa, è veramente meravigliosa, toccante, ma questo va avanti. Che stavo dicendo? Ah sì, il soprano, quando di più opposto al contrabbasso ci possa essere, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista strumentale. Dunque il soprano sarebbe proprio questo soprano, questo mezzo soprano, vabbè insomma sarebbe proprio questo soprano, quell'antipodo a partire dal quale o verso il quale o insieme al quale il basso irresistibilmente fa partire la sua ispirazione musicale dal basso al soprano, laggiù, in alto, cosmica, sensuale, erotica, perenne, istintiva e tuttavia tirata giù in basso dal basso, legato alla terra, arcaico, perché il basso insomma è arcaico, non so se mi spiego, e solo così è possibile la musica, perché è in questa tensione di qua e di là, dal basso all'alto, che si svolge tutto ciò che ha un senso della musica. Si generano il senso della vita stessa della musica, anzi, la vita per eccellenza. E a questo contribuiamo noi dell'orchestra e soprattutto noi contrabbassi.
per la sua profondità fondamentale. Il contrabbasso è lo strumento ad arco con il registro più basso, può arrivare fino al mi grave. Adesso ve lo faccio sentire, stai tranquillo. Quando infilo sette, ecco, mica che. Mi grave, esattamente 41,2 Hz se è accordato in modo giusto. Questo in fondo non è più una vera e propria nota, più che una nota, è una sfregatura, è una cosa forzata, chiude un solo in un signo. Comunque come gamma di suoni più che sufficiente, perché verso l'alto non avrei limiti, almeno in teoria, ne avrei in pratica. Per esempio, usando tutta la tastiera posso arrivare fino al do 3. Do 3. E adesso lei dirà alla fine, perché finita la tastiera non ci sono più note. Lei crede? Aspetta. E ora? Aspetti. E ora? Aspetti. E ora? Armonico. Così si chiama il procedimento. Adesso non le posso spiegare come funziona dal punto di vista fisico, se lo potrà andare a leggere in qualsiasi enciclopedia. Comunque, dal punto di vista teorico, potrei suonare note così acute che quasi non si sentono più. Aspetta. Non senti un cazzo, quanto c'è questo strumento dal punto di vista teorico-fisico, solo che dal punto di vista pratico-musicale non si riesce a tirarlo fuori. Con i fiati è la stessa cosa, d'altronde, e con l'essere umano in genere. Conosco persone che hanno dentro un universo incommensurabile, ma non si riesce a tirarlo fuori, in nessun caso. Ma questo appare. Dunque, 4 corde, mi, la, re, sol, mi, la, re, sol. Acciaio rivestito in cromo. Una volta si facevano di budello, cosa un patrimonio una volta. Dunque, 4 corde, mi, la, re, sol, accordatura per quarte. Adesso mi scusi, devo andare a prendere un'altra birra, perché ho un'enorme perdita di liquidi. Mi scusi. È l'unico strumento che bisogna ascoltare alla maggiore distanza possibile, e questo è un problema. Vede che ho fatto rivestire tutto, pavimenti, soffitto, pareti, con un impianto a isolamento acustico. Le porte sono imbottite dall'interno, le finestre hanno un doppio vetro speciale con telaio anti-rimbombo, sono costato un patrimonio. Ma in compenso, l'isolamento supera il 95%. Sente forse qualche rumore dalla strada? Io abito giusto al centro. Non ci credo. Aspetta. Immondata come il Tedeum di Verdio, bestia. Adesso non parla più. È o non è un isolamento acustico? E adesso attenzione, perché faremo un test. Il mio strumento è uno strumento del tutto normale, anno di costruzione 1910, probabilmente in Alto Adige, altezza del corpo 1,12 m, altezza fino al riccio 1,90 m, lunghezza della corda vibrante 1,12 m. Uno strumento non eccezionale, ma decisamente superiore alla media. Potrei chiederne 8.500
bassino risuona benissimo. Se adesso per esempio suono fortissimo così, il suono arriva dalla signora Menarie, scende al piano di sotto, dal padrone di casa e arriva alla casa dei vicini che dopo telefonano. Questo è quello che io chiamo forza di penetrazione dello strumento. Nasce dalle vibrazioni profonde. Un flauto, per esempio, o una tromba, hanno un suono più forte, ma non hanno forza di penetrazione, non hanno portata, non hanno bari, come dicono gli americani. Io ho bari, cioè il contrabbasso ha bari. E questa è l'unica cosa che mi piace di lui. Per il resto non ha proprio niente. Per il resto è un disastro totale. Sì, perché il contrabbasso, più che uno strumento, è uno stato. E bisogna sollevarlo con cura, perché altrimenti se va a terra si rompe. In macchina entra soltanto se togli il sedile davanti, in questo caso la macchina è già completo. In casa bisogna sempre evitarlo, se sta sempre fra i piedi con questa sua aria da idiota. Non è mica un pianoforte. Un pianoforte è un mobile. Il pianoforte lo chiudi e sta lì per conto suo. Il contrabbasso è sempre tra i piedi. Se hai ospiti si mette subito in prima fila, bisogna parlare solo di lui. Se vuoi stare solo con una donna, su cazzo, ti metti a osservare la situazione. Se la cosa diventa intima, su cazzo la doppiare. Gente, ma guarda, ma che guardi? Te l'ho detto mille volte, ma che guardi? Non vattene, ma fammi sta cortesia, così c'è delicato. Sono 2 anni che non scopo per colpa tua. Vattene. L'ultima volta l'ho dovuto nascondere nel bagno, ma non serviva niente. No, perché io me lo sentivo addosso, sentivo i suoi occhi addosso, sentivo le sue risa, capite, l'ironia che facevo sulle cose che io pensavo di fare. Ma è chiaro che questa cosa si trasferisce sulla parte. Capisci? Lei su dove capisce che tu stai in difficoltà, no? Si avvilisce pure lei, e allora è finita. Guardi, se mai mi capiterà di avere ancora una donna, sì, vabbè, ho capito, lo so, non è possibile perché c'è una certa età, ma non è detto, che ne conosco di più vecchi, di me, di più buoni. Inoltre, perché sei un impiego stradale, un posto fisso, posso sempre interessare qualcuno, posso sempre innamorarmi, sa, forse mi sono innamorato, ho imbandito, non lo sa nemmeno lei. Quella cantante di cui ho parlato prima, quella giovane cantante, troppo giovane per me, troppo giovane. Comunque si chiama Sara. Non è possibile, siamo d'accordo, non è possibile, ma se mai dovesse succedere di arrivare al dunque, io insisterei perché lo facessimo da lei, o che sto in albergo, o fuori in campagna, all'aperto, d'accordo, senza un pioggia. Se c'è una cosa che lui non sopporta è la pioggia. Con la pioggia si dilata o si ritira, così come con il freddo si incurva, allora bisogna temperarlo per bene prima di poterlo suonare. Anni fa, quando stavo ancora nell'orchestra da camera, 2 volte a settimana andavamo a suonare in provincia, sì, nei conventi, nelle chiese, per festival invernali, non so quanti festival invernali
ci siano incidi. Vabbè, io ho sempre dovuto partire prima degli altri, da solo, nella mia Volkswagen, per poterlo temperare per bene, che so, in qualche locanda orrenda, in qualche sagrestia davanti a una stufa con una vecchia malata. Sì, si crea un legame. Tutto ciò genera un amore. Una volta me lo sono portato con il mio letto. È stato 2 anni fa siamo rimasti bloccati in una tormenta di neve. Abbiamo dovuto aspettare 2 ore il soccorso stradale. E io gli ho ceduto il mio rapporto. E poi l'ho riscaldato con il mio stesso corpo. Poi al concerto lui era bello temperato e io avevo un'influenza squassante. Scusate, vado a prendere un altro Posso affermare che da noi nell'orchestra di Stato, fra 8 contrabbassisti, non ce ne sia uno che non sia stato maltrattato dalla vita. Tipico destino da contrabbassista è il mio. Padre dominante, impiegato, legato per l'arte. Madre debole, flautista, persa nell'arte. Da bambino io idolatro la madre. La madre ama il padre ama la sorellina, nessuno ama me. Però io nei confronti del padre decido di non fare l'impiegato, ma l'artista. E per vendetta nei confronti della madre mi dedico allo strumento più grosso, meno maneggevole, meno da solista che possa esistere. E in quanto tale, poi un'altra cosa, per colpire ancora mia madre e per infliggere a mio padre l'ultima pedata nell'aldilà, decido di fare l'impiegato, contrabbassista nell'orchestra di Stato, terzo principio. E così, da contrabbassista, ogni giorno nel corpo del contrabbasso più grosso fra gli strumenti femminili, violento la mia propria madre. E naturalmente questi continui simbolici rapporti sessuali incestuosi provocano una catastrofe morale che sta scritta in faccia su tutti quelli che suonano il contrabbasso. Tutti. Questo dal punto di vista psicanalitico dello strumento, punto di vista che oggigiorno è assolutamente inutile, perché la psicanalisi ormai è alla fine. Tutti sanno che la psicanalisi ormai è alla fine. Anche la psicanalisi lo sa. Per prima cosa, perché la psicanalisi crea più problemi di quanti dovrebbe risolverne. E seconda luogo, perché ormai la psicanalisi è diventata un bene comune. Stanno tutti in analisi. Sarebbe stato molto più interessante se per esempio avessimo avuto la psicanalisi che so 100-150 anni fa, perlomeno ci saremmo risparmiati un bel po' di Wagner. Del tipo nevronico, devo dire. Il Tristano, l'opera sua più importante, come mai? Soltanto perché lui se la intendeva con la moglie del suo migliore amico e che lo ha mantenuto per anni. E questi inganni, diciamo, questo comportamento meschino, lo ha roso dentro a tal punto che subito ha dovuto cavar fuori quella che sarebbe diventata la più grande
grande tragedia amorosa di tutti i tempi. Certo, a quell'epoca la puttana era ancora un evento eccezionale, ma si immagini adesso se Wagner fosse andato dall'analista con questo problema. Una cosa è certa, il Tristano non ci sarebbe stato. No, perché la sua nevrosi non sarebbe arrivata al bar. Ha anche picchiato la moglie quel Wagner, la prima naturalmente, non la seconda, no, la seconda, picchiava lei a lui. La prima l'ha picchiata, dico sgradevole, sapeva essere terribilmente gentile, maledettamente affascinante, ma era uno sgradevole. Credo che lui stesso non si potesse soffrire. Soffriva anche di pustole in faccia, da repellente. Ma le donne hanno fatto la fila per lui, ha esercitato un enorme fascino sulle donne come individui, incomprensibili, veramente incomprensibili. A proposito di Wagner, l'anno scorso, con tutta l'orchestra di Stato al completo, siamo andati a Orange, Francia Meridionale Festival, la presentazione straordinaria del Siegfriedo, c'è di immaginare, nell'anfiteatro di Orange, un edificio di circa 2000 anni fa, una costruzione classica di una delle epoche più civili dell'umanità sotto l'occhio di Augusto, la stirpaccia dei germanici perversa, il drago soffio. Siegfriedo si butta in scena rozzo, grasso, Bosch, come dicono i francesi, Bosch e schifo. Siamo dato 1200 marchi a testa, ma la rappresentazione per me è stata talmente pelosa che ho suonato soltanto il 2% dell'evento. E dopo, sapete che cosa abbiamo fatto? Dopo, tutti noi dell'orchestra, ci siamo ubriacati, ci siamo comportati come i proletari, abbiamo cantato fino alle 3 del mattino. Eravamo così disperati. Anche i cantanti sono andati a ubriacarsi, ma da un'altra parte, non stanno mai con noi cantando. Con loro c'era anche Sara, ha cantato il Cellino del Bosco. I cantanti alloggiavano anche in un'altra alberga. Altrimenti mi sa, forse mi servono un Stasera abbiamo una prima del festival con loro che vedo, cosa ultra chic, Riccardo Muti, direttore straordinario, presidente del Consiglio dei Ministri in prima fila. I biglietti sono arrivati a 350 marche, a fazzina, ma io me ne frego. E non mi esercito, va bene? Non mi esercito. Me ne frego. E loro dicono siamo un suonatore solista non contaminato. Quando il primo contrappasso suona discretamente, gli altri vibrano all'unisono. Anche Sara canta stasera, all'inizio del Kunde, pezzo importante, potrebbe sfruttare. Che pena sperare di sfondare con un baffo. E qua e là, vedi che adesso mi sto qua, a casa, solo.
bevo qualche vino per via dell'aperto del vino e a volte prendo il contrabbasso, il contrabbasso così e lo stendo qua sul divano. E io mi sento lì sulla sedia di vini e lo guardo e penso che strumento orribile. Ma lo guardo, e una volta lo guardo, sembra una vecchia cassa, il culo basso, la vita troppo alta, i camini. Parlo di pubblico. Il contrabbasso è lo strumento più detestabile, tozzo e inelegante che sia mai stato inventato. Non è uno strumento, è un mostro. A volte viene voglia di fracassarlo, di polverizzarlo, triturarlo, buttarlo nel carro di fiuti come il carburatore a legna. No, non posso proprio dire di amarlo. E poi da suonare è orribile. Ti deve premere sulle corde come dei matti. Guardi le mie dita, guardi. Carlos, sulle punte delle dita, non sento più niente con queste dita, nemmeno un babbo c'ha le dita ridotte così. E dire che le mie dita, le mie mani erano veramente delicatissime, non erano per niente adatte a quello strumento. Inoltre non avevo neanche forza con il braccio destro, con l'archetto, ce ne vuole di forza, perché sennò non sottene nemmeno un suono da quella cassa maledetta, e neanche mai un suono bello. Cioè, suoni belli non se ne possono proprio ottenere, perché dentro suoni belli non ce ne sono. Questi non sono suoni, adesso dovrei essere volgare, quando esiste di più sgradevole in materia di rumore, nessuno può suonare qualcosa di bello col contrabbasso, nemmeno il più grande musicista del mondo. Ma per ora non c'entra, è una questione fisica, perché lì dentro gli armonici non ci sono. Lo strumento è e sarà sempre a croce, e il suono è e sarà sempre a croce. Bene, adesso vi farò ascoltare l'opera classica, il massimo dei concerti per contrabbasso e orchestra. Buon ascolto, io mi vado a prendere un'altra. Perché un compositore che si
sospetti, non compone mai per un contrabbasso, ha troppo buon senso per farlo. E se lo fa, lo fa per divertirsi. Esiste per esempio l'edizione di duetto di Mozart, Schumann nel 344, a morire da ridere, oppure Saint-Saëns, il carnevale degli animali, numero 5, l'elefante, allegro pomposo, da morire da ridere. Oppure che so, la Salomè, dice Strauss, quando Salomè apre la cisterna e dice oh che buio qui dentro, deve essere terribile vivere in un posto simile, sembra una tomba terrificante. All'ascoltatore si rizzano i capelli in testa, all'esecutore anche, una cosa a morire dallo spavento. E dovrebbe fare più musica da camera, ma chi mi dica? Con il mio contrabbasso, se non ho bisogno di un contrabbasso, se lo vanno a affittare, mica mi dirà a me. Eppure ci sarebbe un quintetto delizioso di Dvorak o anche di Anderson, per non parlare di Schubert, il quintetto della droga, il massimo della carriera del musicista, il sogno di tutti i contrabbassisti. Schubert è troppo lontano per me. In fondo non sono altro che un basso di fila c'è il mio posto, il terzo leggio. Al primo leggio c'è il nostro solista con accanto il suo luce. Al secondo leggio c'è il primo contrabbasso con accanto il suo licio. Dietro di loro ci sono tutti i bassi di fila. La bravura non conta, sono posti in organico. Perché lei deve sapere che un'orchestra è e deve essere una struttura articolata secondo una severa gerarchia. E in questo rappresenta l'umana società, non una società in particolare, semplicemente l'umana società. Su tutti domina il direttore stabile, poi c'è il primo violino, poi c'è il secondo violino, poi c'è il secondo primo violino, poi ci sono tutti gli altri primi e secondi violini, poi ci sono viola, violoncello, oboe, flauta, fagotti, clarini, ottoni e per ultimi i contrabbassi. Dopo di noi c'è soltanto il timpano, soltanto dal punto di vista teorico, perché il timpano è solo e poi ha una posizione più in alto perché tutti possano vedere. Inoltre il timpano ha una potenza sonora maggiore. Quando entra il timpano si sente fino all'ultima fila e tutti quanti dicono oh, ecco il timpano! Per quanto mi riguarda nessuno ha mai detto oh, ecco il contrabbasso, che io mi perdo nella massa. Dunque il timpano è teoricamente più importante del contrabbasso, anche se non è un vero e proprio strumento, con le sue quattro note. Ma ci sono assoli per timpano, come per esempio il quinto concerto per il pianoforte di Beethoven, l'ultima parte. Là tutti quelli che non guardano il piano, guardano il timpano. E in un grande teatro sono 1200, 1400 persone. Tutta questa gente non mi ha mai notato nemmeno in una stagione intera. Non creda che io sia invidioso. L'invidia è un sentimento che non mi appartiene, perché so quanto vale. Ma ho un grande senso della giustizia e nell'attività musicale ci sono troppe cose ingiuste. Per esempio il solista è sommerso dagli applausi. Ogni giorno il pubblico, se non dovesse più applaudire, lo prenderebbe come un'offesa personale. Vere e proprie ovazioni sono riservate al direttore stabile. Il direttore stabile stringe almeno 2 volte la mano al primo violino. Talvolta tutta l'orchestra si alza in piedi per ringraziare. Un contrabbassista non può neanche alzarsi in piedi come si deve per ringraziare. Il contrabbassista è, scusate il termine, l'ultima pezza da piedi. Ecco perché dico che l'orchestra è la rappresentazione dell'umana società, perché in entrambi i casi chi fa
di lavoro più sporco spesso è disprezzato dagli altri, anzi, l'orchestra è peggio da una società, perché nella società io avrei la speranza, almeno in teoria, di risalire lungo la gerarchia e guardare un giorno dall'alto della piramide quei vermi che stanno sotto di me. Avrei la speranza, dico. Nell'orchestra non c'è speranza. Non entri mai in un'orchestra. Mi permetta di dire una cosa su Mozart. Sì, lo so, può sembrare troppo complicato per lei perché non ha i presupposti, ma io mi sono occupato molto dell'argomento e posso dirle questo. Mozart è di gran lunga sopravvalutato. Sì, Mozart come musicista è di gran lunga sopravvalutato. Io lo so, può sembrare impopolare, ma io mi sono occupato molto dell'argomento e ho studiato da professionista e posso dirle che Mozart, paragonato a centinaia di suoi contemporanei oggigiorno ingiustamente dimenticati, anche lui non ha fatto miracoli. E questo soprattutto perché era così dotato da bambino. Questo soprattutto perché ha cominciato a comporre a 8 anni, quindi per tempo non ha avuto più nulla da dire. E la colpa di tutto questo è stata del padre. Questo è lo scandalo. Perché non ci vuole niente che un bambino si metta a comporre. Tutti i bambini si mettono a comporre. Se tu poi la maestri come una scimmia, non c'è proprio niente di straordinario. Ma è una vessazione. È un maltrattamento sui noi. Ed è proibito. Perché un bambino ha diritto alla libertà. E questo è un fatto. Altro fatto è che all'epoca in cui componeva Mozart non c'era assolutamente niente. Niente! Beethoven, Schumann, Schubert, Chopin, che sono Weber, Verdi, Wagner, Leoncavallo, Tchaikovsky, adesso non posso enumerarli tutti. Il 95% della musica che conosciamo, che dobbiamo conoscere tutti, non soltanto io sono professionista, non c'era affatto. È verità, dopo Mozart, l'unico compositore importante che c'era allora era Bach, che è stato immediatamente dimenticato perché era protestante e abbiamo dovuto istituirlo noi. Capisci benissimo che all'epoca in cui componevamo Mozart la cosa era incomparabilmente più semplice, perché c'era libertà, chiunque poteva venire, suonare quello che voleva, comporre quello che voleva, e la gente era molto brava. Porca miseria, è scappato in quegli anni, anch'io sarei diventato un solista di fama mondiale. Ma Mozart questo non l'ha mai ammesso, a differenza di Goethe, che invece è stato molto più onesto al riguardo e ha sempre detto di avere avuto fortuna perché al suo tempo la letteratura era un foglio bianco. Ha avuto fortuna, ha avuto una maledettissima fortuna. Ma questo Mozart non l'ha mai ammesso, perciò questa cosa mi fa incazzare, mi fa proprio incazzare. Ultimo appunto su Mozart, tutto quello che ha scritto per il contrabbasso se lo può dimenticare perché non funziona. Non funziona! Oh, fino all'ultimo atto del Don Giovanni non funziona, Amadeus non funziona, come te lo devo dire? E questo riguarda Mozart. Riguarda me. Con il
un punto di vista umano, dal punto di vista musicale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista sessuale, ma uno di questi giorni l'ammazzo, uno di questi giorni l'ammazzo. Giovane cantante, piuttosto piccola, occhi nerissimi, forse è vera, per me andrebbe bene lo stesso. Comunque si chiama Sara, sì, e quella sarebbe una donna per me. Potrei mai innamorarmi di una violista o di una viola, per quanto la viola si sposi perfettamente come strumento e quanto armonici con il contrabbasso. Anche il trombone andrebbe bene. Ma non la trovo una donna che solo il trombone è difficile. Ho un violoncello a tutte le ottave. Sì, ma dal punto di vista umano non funziona. Non per me. Come contrabbassista ho bisogno di una donna che sia completamente all'opposto di me. Leggerezza, musicalità, bellezza, gioia, felicità e poi anche due bei sedili. Sono stato alla biblioteca musicale per vedere se ci fosse qualcosa per noi da suonare insieme. Soltanto 2 arie, il contrabbasso e il soprano obbligate, sempre lo stesso Sperberg che non conosce nessuno. Ci sarebbe anche un nonetto di Bach, ma al momento c'ho quasi un'orchestra, quindi soltanto 2 arie da suonare insieme, non una buona frase. Ma in fondo, di che cosa ha bisogno un soprano? Parliamoci. Io avrei bisogno di un'altra cosa. Che cosa ha bisogno? Un soprano ha bisogno di un ripetitore, un buon pianista. Certo, un direttore d'orchestra viene bene, anche il regista. Guardi, persino un direttore tecnico per lei sarebbe più importante di un contrabbassista come me. Credo che ci sia stato qualcosa tra lei e il nostro direttore.
musicista non di certo come avrebbe potuto. Forse la mensa. Ma lei ha admirato alla mensa. Lei è spesso invitata da cantanti anziani, da cantanti famosi che vengono da fuoco, in ristoranti dove si mangia il pesce. Una volta lo spiato, lì una sola della costa 56, trovo che sia disgustoso, che una donna giovane esca con un cantante cinquantenne. Quello si porta a casa 36.000 marchi in 2 sere. Da quanto guadagno io? 1.800 marchi al mese. Ma potrei andare in un ristorante dove si mangia il pesce, se è necessario. E se è necessario, potrei lasciare sul tavolo 56 marchi per una soldola, senza battere ciglio, non mi conosce se non ci crede. È disgustoso, eh? Io non credo che i cantanti sono tutti vecchi, sposati. Che sì. Guardi, se lei venisse da me e mi dicesse, amore mio, allora non ce la faccio più, andiamo a mangiare questa solda, voglio mangiare la solda, voglio mangiare una solda, fammi mangiare la solda. Io direi, va bene, andiamo a mangiare questa solda. E anche se costa 80 marchi, non me ne frega niente, perché io sono un gentiluomo con la donna che amo. Ma è disgustoso che questa donna vada a mangiare il pesce con altri uomini! La donna che amo va a mangiare il pesce con altri uomini tutte le notti! Vabbè che non mi conosci, ma questa è l'unica giustificazione. Diciamo, ma quando ci conosceremo, non è possibile, lo so, ma quando ci conosceremo, io l'assicuro, guarda, ve lo metto per iscritto, ve lo farò vedere, perché non mi dà giù che mia moglie, solo perché è un soprano, e un giorno canterebbe la bella alla Butterfly, e io non sono nient'altro che un contrabbassista di merda, solo per questo lei vado a mangiare il pesce con altri uomini, non lo permetto. Quando la sento cantare mi si spezza il cuore. Come dire, e poi la signorina se ne va a mangiare il pesce con gli altri uomini, mentre l'uomo che la ama se ne sta qui da solo in una camera a isolamento acustico e pensa solo a lei.
e non si trova fra i piedi nient'altro che quello strumento immondo da cui non si cava nemmeno una nota, nemmeno una nota! Lo sai di che cosa avrei bisogno io? Io avrei bisogno di una donna. Io avrei bisogno di una donna che non riesco mai ad avere. Ma di una donna che riesco ad avere così poco come lei. Non ho alcun bisogno. Una volta ho pensato di forzare la situazione durante le prove dell'Arianna. Lei ha cantato Ecco, poche battute, ma il regista l'ha fatta venire avanti una volta all'arrivato e da lì avrebbe potuto vedermi se solo non avesse guardato, se solo non avesse fissato tutto il tempo il direttore stabile. E allora ho pensato, e se faccio qualcosa, se richiamo la sua attenzione, se butto a terra il contrabbasso, per esempio, o se faccio un'incursione con l'archetto sul violoncello davanti a me, o se mi limitassi semplicemente a stonare, clamorosamente, stonare! Ma poi non ho fatto niente, sa, è più facile a dirsi che a farsi. Ma poi lei non conosce il nostro direttore stabile, una nota sbagliata per lui è un'offesa personale. E poi ho pensato che per me sarebbe troppo infantile fare la sua conoscenza con una nota sbagliata. E poi sa, suonare in un'orchestra insieme ai colleghi e così all'improvviso, deliberatamente stonare in malafide. Insomma, non posso farlo, perché in fondo sono un musicista corretto. E allora ho pensato, se proprio devo stonare perché lei si accorga di me, allora è meglio che lei non si accorga di me. Sono fatto così. E allora ho pensato, ho cercato di suonare divinamente. E ho pensato, sì, questo sarebbe il segnale per me, perché se lei è colpita dalla mia bravura e mi guarda, almeno una volta, mi guarda, allora sarà la mia donna per tutta la vita, allora sarà la mia sana per sempre. E se invece non mi guarda, allora vuol dire che tutto è finito. E lei non mi ha guardato. Quando ho cominciato a suonare divinamente, lei si è alzata e, come per scrivere la regia, del resto nessuno mi ha notato, non il direttore dello Stato,
a immaginare di andare all'opera questa sera, per esempio, alla prima del festival con l'Oro del Regno. Più di 2000 persone in abito da sera e in abito scuro. C'è odore di spalle femminili lavate nel fresco, di profumi e di odore. La seta nera degli smoking brilla, la ciccia delle nuche brilla, gli amanti scintilla. In prima fila il Presidente del Consiglio dei Ministri, la sua famiglia, i membri del Parlamento, celebrità internazionali. Nel palco della direzione il direttore del teatro con sua moglie, la sua amante, la sua famiglia, i suoi ospiti. Tutti sono in attesa di Riccardo Muti, il vivo della serata. Le porte si chiudono senza far rumore, il lampadario si alza, le luci si spengono. Riccardo Muti appare, applausi, si inchina, i suoi capelli appena lavati ondeggiano, poi si rivolge all'orchestra, un ultimo colpo di tosse, silenzio. Alza le braccia, scambia uno sguardo col primo violino, un cenno col capo, un ultimo sguardo, un ultimo colpo di tosse. E poi, in questo momento sublime, in cui l'opera diventa universo, è il momento d'origine dell'universo, là in fondo, dove tutti sono in attesa spasmodica e trattengono il respiro, dove le tre figlie del velo sono come inchiodate sul palcoscenico dietro il sipario chiuso, là in fondo, dalle ultime file dell'orchestra dove ci sono i contrabbassi, si leva il grido di un cuore innamorato. Un effetto colossale. Il giorno sono già su tutti i giornali. Scacciato dall'orchestra di Stato, vado da lei con un mazzo di fiori. Lei apre, è la prima volta che mi vede. Sono un eroe per lei. E dico, sono un uomo che l'ha compromessa perché la amo. Cadiamo l'uno nel braccio dell'altro. Unione, beatitudine, felicità senza fine. Il mondo sprofonda sotto di noi. Amen. Naturalmente, ho cercato di togliermi dalla testa santa.
allora penso, sarà una bella voce, già di se stessa, piena di spirito. E allora mi dico, ma questa donna può essere cretina fin quanto vuole lei, ma se non c'ha questa voce, chi cazzo se ne frega? Queste sono le contraddizioni dell'uomo. Stia attento. Stia attento. E poi c'è il lato erotico, ambito al quale nessuna essere umano può sottrarsi. Mettiamola così, quando lei canta, mi entra talmente nella pelle che è come se fosse una sensazione sessuale. Sì, adesso la prego di non fraintendere, ma a volte io di notte mi sveglio urlando. Sì, perché di solo, nel sonno, mentre dormo, la sento cantare, urlo, porca miseria, meno male, che qui ci sta solamente acustico, io non è mai, urlo, sono fradicio di sudore, poi mi addormento, ma poi mi risveglio di nuovo e così tutta la notte. Lei canta, io urlo, mi riaddormento. Lei canta, io urlo, mi riaddormento. Questo è sesso, Questo è proprio sesso, lo stato di sesso. Visto che siamo in argomento, ne appare anche di giorno. Naturalmente soltanto nell'immaginazione. Adesso non si parla un po' di libro, ma io me la vedo qui, davanti a me, con il contrabbasso in questo momento, e non posso trattenermi, la devo abbracciare come faccio con l'archetto, o da dietro come faccio con il contrabbasso, appoggiare la mia mano sinistra sul suo seno, come nella terza posizione con la corda solo quando sono da solista. Adesso è un po' difficile da spiegare. E poi con l'archetto così, più sotto così, e poi così. Sono mestierante. Nel mio intimo non sono altro che un mestierante. Non sono un artista, non ho più talento di lei. Mi piace la musica, so capire quando una corda è accordata male, so distinguere una mezzanotte da una nota intera, ma non so suonare una sola frase musicale, non so suonare bene una sola nota. E lei apre la bocca e tutto è stupendo, e anche se sbaglia delle volte tutto è splendido, e non dipende dallo strumento, non dipende dal contrabbasso, la colpa è mia, che non ci riesce. Tecnicamente, guardi, potrei suonarle tutto. Quanto a tecnico ho avuto una formazione eccellente. Tecnicamente, se voglio, posso suonare qualsiasi suite di Bottesini, che è il Paganini del contrabbasso. E pochi riuscirebbero ad eguagliarmi, pochi, tecnicamente, se mi mettessi a esercitarmi una buona volta sul serio. Ma non mi esercito, perché non serve a niente. Perché della sostanza che mi manca, perché se non mi mancasse l'essenziale dentro, capisci? Dentro, come
come talento musicale, e posso ben dirlo, fin qui ci arrivo, non sono ancora così sciocco, e in questo mi distingo dagli altri in modo positivo. So ancora trattenermi, so ancora, grazie a Dio, quello che sono e quello che non sono. E se sono un contrabbassista a vita nell'orchestra di Stato, non sono ancora così sciocco da credere, come fanno tanti altri, di essere un genio incompreso, un genio misconosciuto, un genio impiegato che suona il contrabbasso a vita nell'orchestra di Stato. Avessi avuto talento, avrei studiato violino o che so, composizione, o avrei imparato a dirigere, ma per questo la tecnica non basta. La tecnica basta soltanto a far sì che quando mi do da fare con uno strumento che non mi piace affatto, nessuno si accorge che suono così male. Perché lo faccio? Perché no? Perché no? Perché a me dovrebbe andare meglio che a lei? A lei, contabile. A lei, addetto alle esportazioni. A lei, impiegato in un ufficio fotografico. A lei, con la laurea in legge. Ognuno sta dove sta e fa del suo meglio e non spetta a noi chiedersi perché sta lì e perché è arrivato qui. Scusa. A volte mi faccio delle fantasie davvero grandi. Come membro dell'orchestra di Stato sono un impiegato e in quanto tale ho il posto fisso e ore fisse a settimana, 5 settimane di ferie all'anno, assicurazione contro la malattia, ogni 3 anni scatta un piccolo aumento sullo stipendio, mi pago la pensione, sono completamente. Chi angoscia? Chi angoscia questa mia sicurezza? Io ho paura. Io ho paura di questa mia sicurezza. Io non m'azzardo a uscire di casa per questa mia paura. È un'ossessione, è un incubo, è una cosa da posto fisso. Nessuno dalla sicurezza che ho io, nessuno, nemmeno il direttore stabile. Lui ha un contratto che può scadere ogni 5 anni, se non glielo rinnovano viene licenziato. E anche il direttore del teatro, lui è onnipotente, ma può essere licenziato. Io non sono mai licenziato. Io posso fare e disfare, non sarò mai licenziato. A meno che stasera
mi faccia saltare lo spettacolo gridando Sara! Sì! Sì! Sarebbe un gesto criminale per desiderio di gloria davanti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Sarebbe una cosa mai vista, sarebbe il grido del contrabbasso, potrebbe scoppiare il panico. Sì, la guardia del corpo del Presidente del Consiglio dei Ministri potrebbe spararmi un colpo per sbaglio, per momentanea incapacità di connettere, o per sbaglio potrebbe colpire il direttore straordinario. Pam! Riccardo Muti stecchito. Sarebbe magnifico. Almeno succederebbe qualcosa. La mia vita avrebbe un cambiamento radicale. Sarebbe l'episodio più importante della mia biografia. Con questo non avrei Sara, ma lei non mi dimenticherà mai. Sarò l'aneddoto più importante della sua carriera, della sua vita. Sì, ma vale davvero la pena di farlo. Io vado lì e grido e così sono licenziato come un direttore stabile. Sì, vale veramente la pena di farlo. Vado lì così come sto vado lì così come sto e poi l'altra possibilità sarebbe l'orchestra da camera. Fare il bravo, fare il dirigente, esercitarsi, diventare il più contrabbasso di un'orchestra di serie B, un piccolo orchestrino da camera, fare qualche disco, farsi una piccola fama in provincia, così, in tutta umiltà, prepararsi per il quintetto della trota. Schubert, il sogno di tutti i contrabbassisti. Schubert. Oddio, devo andare. Fra poco cominciamo. Devo andare. Allora io vado, Io vado lì e